Presidente, con quale spirito affronterà questo nuovo mandato di Presidente del Panathlon International? Beh, per me è un ulteriore passo, perché dopo aver fatto il Presidente del Club di Venezia, il Governatore dell'Area 1 e 4 anni consigliere internazionale, metterò a disposizione del nostro movimento l'esperienza maturata e quindi ringrazio chi mi ha accompagnato fino ad oggi qui negli altri ruoli. Sono convinto, visti i candidati, che anche la squadra che sarà eletta sarà fatta da veri amici che hanno nell'animo lo spirito panatletico e quindi dovremmo crescere in tutti i vari nostri obiettivi, quindi non solo il fair play, la lotta alla violenza, ma soprattutto l'inclusione. E quindi ci sarà da lavorare, ma è una gran bella scommessa e siccome noi siamo sportivi nel profondo dell'anima, le scommesse ci stimolano e ci spingono a crescere, a migliorarci sempre. I punti cardini del programma, Presidente? Sono una rivisitazione delle carte nostre, con l'introduzione, visto la tecnologia che ci aiuta, il voto elettronico, una rivisitazione anche degli altri documenti che abbiamo, un'intensificazione dei rapporti con i club perché spesso la periferia si stacca un po' dal centro. Abbiamo concordato con gli amici del Sud America la realizzazione di un'antenna in Sud America perché loro sono una importantissima realtà. Dobbiamo migliorare e intensificare i rapporti con il CIO, ma lanciare anche i rapporti col Comitato Paralimpico e Special Olympics. Quest'anno poi, in virtù di un accordo con Color for Peace, saremo presenti a Casa Italia, come quindi per la prima volta il Panathlon vivrà l'emozione delle Olimpiadi e proseguendo questo progetto, io spero nel 26, io sono di Venezia, che si possa poi proseguire con le Olimpiadi di Cortina. Agrigento le ha portato bene, Presidente? Sì, a Agrigento in Sicilia ho tantissimi amici, sono stati i miei primi sostenitori. Voi non so se tutti sanno che la mia candidatura nasce qua dopo la disgrazia di un comune amico che è Eugenio Guglielmino, che approfitto oggi di ricordare, mi commuovo, mi scuso. E quindi la mia candidatura è proprio nata qui e quindi era così, il fatto che sia esplosa e abbia solo avuto successo qua, grazie agli amici siciliani.